Un cordiale saluto a tutti e benvenuti a questa conferenza dedicata alla battaglia di Caporetto, l'evento che portò alla più grande disfatta dell'esercito italiano durante la Prima Guerra Mondiale. Questa conferenza fa parte del progetto Passi nella storia del Friuli Venezia Giulia, che mira a promuovere il patrimonio storico ed etnografico della nostra regione e a valorizzarlo. Le iniziative nell'ambito di questo progetto sono molteplici, vanno da manifestazioni ad eventi multimediali fino ad arrivare a 30 escursioni a tema che coinvolgeranno il pubblico e tutte le sezioni della SAF. C'è poi un ciclo di 8 conferenze a cui questa conferenza appartiene, pensate per guidare gli escursionisti alla scoperta di fatti più o meno noti e luoghi di interesse in un lasso di tempo che va dai Romani ai giorni nostri. Prima di iniziare desidero ringraziare la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Fondazione Friuli e il Museo della Grande Guerra di Ragogna e la GESCI che sono parte nel nostro grande progetto SAF. Oggi sarà con noi il dottor Marco Pascoli, che è una guida ambientale escursionistica, è un ricercatore storico indipendente specializzato sui siti della Prima Guerra Mondiale. In molti lo conoscono come fondatore del Museo della Grande Guerra di Ragogna. È autore di decine di pubblicazioni dedicate ai temi e ai luoghi della Prima Guerra Mondiale. Noi vogliamo però ricordare che il dottor Pascoli è anche coordinatore del catasto dei graffiti della Grande Guerra. Come dicevamo prima, questa conferenza è dedicata alla battaglia di Caporetto avvenuta tra gli eserciti austro-ungarico e tedesco contro il Regio Esercito Italiano. Anche nel nostro comune parlare si usa Caporetto per indicare una sconfitta disastrosa. Ma che cosa successe veramente nel 1917 ce lo racconta adesso il dottor Marco Pascoli, che ci porta sui passi di Caporetto. Prego Marco. Salve a tutti in primo luogo. Ebbene, Caporetto possiamo subito iniziare dicendo che non fu una disfatta, bensì fu una battaglia in cui il Regio Esercito Italiano uscì sconfitto limitatamente ad alcune sue importanti unità, subì gravi perdite, perse una grande parte del territorio dovendosi ritirare dall'Isonzo e dalla Carnia fino al Piave, ma non si disfò. Pertanto iniziamo subito a segnalare proprio correttamente sul piano della storia militare come la cosiddetta appunto disfatta di Caporetto potremmo proprio denominarla la rotta che non si tramutò in disfatta, proprio perché gli italiani riuscirono in qualche maniera a recuperare e a riorganizzarsi sul Piave, ma in realtà già nelle giornate prima del definitivo arresto sul Piave si posero le premesse che permisero all'esercito italiano la successiva difesa del fiume, che poi nella retorica italiana sarebbe diventato sacro alla patria. Poi ricordiamo anche che Caporetto è un paese, è il nome italiano del paese di Kobarid, attualmente in Slovenia, o di Karlsruhe, secondo quella che era il toponimo tedesco in voga evidentemente all'epoca, soprattutto considerando che prima della Grande Guerra Caporetto stava nel territorio austro-ungarico e evidentemente nell'Alto Isonzo, al margine meridionale delle Alpi Giulie. Dunque, come nasce la battaglia di Caporetto? La battaglia di Caporetto nasce a causa della pressione italiana sull'Isonzo che mette in difficoltà la difesa austro-ungarica e, per dirla in modo molto semplice, costringe i generali e i politici austro-ungarici a chiedere aiuto ai tedeschi per scatenare un'offensiva di alleggerimento volta a far arretrare gli italiani fino al margine delle Prealpi Giulie e, se possibile, obiettivo massimo, fino al tagliamento. Per cui la battaglia di Caporetto, che nel nome in codice dato dagli austriaci e dai tedeschi era fedeltà d'armi, non era una battaglia nata con l'idea di arrivare fino al Piave, né tantomeno con l'idea di vincere in quel momento lì la guerra contro l'Italia, ma con il concetto, importante ancorché più limitato sul piano strategico, di alleggerire il fronte dell'Isonzo tremendamente pressato dalle sanguinose offensive italiane. In particolare il concetto strategico che venne costruito con l'apporto determinante dei tedeschi
prevedeva di attaccare sul fronte dell'Alto Isonzo con fulcri di sfondamento di fronte a Tolmino e secondariamente nella conca di Plezzo, per poi sboccare sul margine delle Prealpi Giulie, quindi sull'allineamento Cividale, Tarcento, Gemona, Resiutta, e se possibile raggiungere giusto appunto il tagliamento. Ora, dell'offensiva di Caporetto noi non potremmo parlare se non precisassimo l'aspetto dei tedeschi. Tedeschi in che senso? Nel senso di germanici. Gli eserciti che le truppe italiane si trovano di fronte nella battaglia di Caporetto infatti sono quello dell'esercito austro-ungarico, contro cui combattevano già dal 1915, ma anche quello tedesco, ovviamente in ragione di alcune divisioni che tuttavia rappresentavano l'élite delle truppe germaniche, soprattutto per quanto riguardava la guerra in montagna, e che si rivelarono assolutamente determinanti per il buon esito dell'offensiva visto sotto la prospettiva degli imperiali. Per cui elemento tedesco assolutamente determinante. A fianco dell'elemento tedesco, che peraltro era caratterizzato anche dall'utilizzo di nuove armi come le mitragliatrici leggere che vediamo in queste immagini, anche i reparti austro-ungarici concentrarono presso l'Alto Isonzo per l'offensiva di Caporetto quelli che erano i loro migliori reparti per la guerra di montagna. Una cosa particolare della battaglia di Caporetto è che non andò secondo i piani e anzi andò quasi fortuitamente, vista dalla parte dei tedeschi e degli austro-ungarici, meglio dei piani. Nel senso che l'operazione doveva svilupparsi con l'attacco principale da Tolmino, dalla conca di Tolmino verso Cividale, sorpassando la catena del Kolovrat. Se non che sulla catena del Kolovrat inizialmente gli italiani riescono quantomeno a rallentare l'avanzata delle divisioni di punta tedesche, ma poco più a nord, nella valle dell'Isonzo, a causa di tutta una serie di errori compiuti dai livelli di comando italiano, la 12ª divisione slesiana, che era una grande unità tedesca, trova la valle dell'Isonzo verso Caporetto molto poco difesa. La trova molto poco difesa e avanza arditamente, possiamo senz'altro ammettere dopo oltre 100 anni, penetrando in 24 ore quasi per 20 km dentro lo schieramento italiano, superando Caporetto, accerchiando le truppe italiane schierate sul Monte Nero e mettendo in difficoltà la resistenza che pugnacemente e con gravi perdite e anche con momenti di crisi evidentemente stava comunque ancora tenendo il Kolovrat. Pertanto i tedeschi sfondano principalmente non laddove avevano previsto, ma in un altro punto in cui, a causa di questi errori italiani che comunque non erano ben conosciuti dai tedeschi, la linea difensiva del Regio Esercito si era rivelata assolutamente debole. Un altro elemento estremamente importante della battaglia di Caporetto, visto dalla parte di chi attacca, è il massiccio impiego dell'artiglieria sia convenzionale, quindi cannoni, obici, mortai, granate a shrapnel, granate dirompenti, ma anche dell'artiglieria a gas. Per esempio, nella conca di Plezzo viene concentrato un attacco a gas nei valloncelli del fondovalle che mette fuori gioco, tra l'altro con conseguenze terribili sul piano delle perdite, sul piano umano, un intero battaglione, anzi in realtà un battaglione e mezzo della Brigata Friuli. In altri luoghi il bombardamento a gas comunque provoca scompiglio, soprattutto fra i serventi dell'artiglieria italiana. Insomma, a Caporetto, o meglio nella battaglia di Caporetto, vengono messe in pratica diverse tecniche e vengono utilizzati vari mezzi che erano stati prima impiegati sul fronte italiano in modo o meno intenso, o meno preciso, o meno coordinato. Questo è anche il motivo della sorpresa tattica, oltre che della sorpresa strategica che subirono gli italiani a Caporetto. A tale proposito
non possiamo non menzionare la, penso ormai abbastanza famosa, tattica dell'infiltrazione, che era un nuovo modo di combattere, in qualche maniera progettato e sperimentato dai tedeschi, prima sul fronte occidentale e poi soprattutto contro i russi nella battaglia di Riga, che sorprende la difesa italiana anche proprio in termini di movimenti sul campo di battaglia. Nella battaglia di Caporetto, inoltre, ci sono anche impiegate tecniche invece più conosciute, come la guerra di mine. In questa immagine sul Monte Rosso vediamo per esempio il cratere cagionato dalla mina austro-ungarica del Monte Rosso, attuale Batoknica in sloveno. E un'altra cosa che va detta: dei 40 km di fronte attaccato dalle truppe austro-tedesche sull'Alto Isonzo il 24 ottobre 1917, non dappertutto gli italiani cedettero. Gli italiani appunto si trovarono sfondati in alcuni punti precisi, mentre per esempio sulle montagne, sul massiccio del Monte Nero piuttosto che sul massiccio del Rombon, resistettero per diversi giorni. Una montagna importante della battaglia di Caporetto è il Kolovrat, che vediamo in questa immagine, dove si snodavano le 3 linee difensive italiane di fronte a Tolmino, nel senso che le 2 linee più avanzate stavano sulle pendici orientali, la terza linea, che era quella che non doveva cedere per nessun motivo, di cui qui vediamo le immagini di ciò che resta ai giorni nostri, quindi la linea d'armata correva sulla dorsale. Questo è un luogo anche noto perché ha visto i combattimenti di Erwin Rommel, allora tenente, e delle sue truppe. Una volta sfondata nelle prime giornate il fronte italiano dell'Alto Isonzo, cosa succede nello scenario strategico delle Prealpi Giulie? Succede che gli austro-tedeschi praticamente aprono una breccia nello schieramento italiano, avanzano in Valucea verso la Varresia, il 26 ottobre conquistano il Mataiur, di cui qui vediamo un'immagine con al centro proprio il tenente Rommel, e costringono gli italiani ad una prima ritirata sulla linea degli sbocchi delle Prealpi, ovvero quella linea che era chiamata il taglio a petto Punta di Monte Maggiore, Monte Corada, che passava per Cividale. Se non che con la caduta della Punta di Monte Maggiore, vediamo nell'immagine un panorama della Punta di Monte Maggiore, siamo sopra Taipana, il generale Cadorna non può fare altro che decidere la ritirata complessiva dell'esercito italiano fino al tagliamento. Ora, quest'ordine di ritirata, che col senno di poi fu necessario in quelle condizioni, fu un ordine necessario, chiaramente figlio di errori, di ordini sbagliati e di tutta una serie di situazioni che avevano compromesso la difesa italiana precedenti. Quell'ordine significava muovere 1.100.000 soldati in pochi giorni dal Peralba al mare per portarli sulla linea del tagliamento. E significava anche muovere le truppe della zona Carnia, ma ancora di più quelle del Carso, della Terza Armata, con grandissima velocità, perché queste truppe si muovevano avendo i tedeschi e gli austro-ungarici che avanzavano nella zona mediana del Friuli e che minacciavano di accerchiamento le truppe che si stavano ritirando. Ecco quindi che dal 27 al 30 ottobre e poi anche nei giorni successivi del 31 ottobre, 1 novembre, 2 novembre 1917, la nostra regione viene coinvolta da tutta una serie di battaglie di retroguardia portate dalle truppe italiane che erano comandate di copertura e che erano una piccola parte dell'esercito per permettere giusto appunto al grosso dell'esercito stesso di raggiungere il tagliamento e poi successivamente di raggiungere il Piave. Fra queste battaglie di retroguardia, alcune fra le principali furono senz'altro quelle che sono avvenute nella zona del Medio Friuli fra il 30 e il 31 ottobre, Pozzuolo, Mortegliano, la zona di Madrisio, Codroipo, Ponte della Delizia, la battaglia che è avvenuta nel medio tagliamento, quindi il sacrificio della Brigata Bologna sul Monte di Ragogna e i combattimenti di fronte a Cornino, la battaglia della Varresia, la battaglia di copertura del Gemonese e diverse altre. Ai primi di novembre, quindi, gli italiani riescono a ritirare il grosso del loro esercito
sulla linea del tagliamento e a predisporre una parte di questo esercito già per la marcia verso il Piave, mandando indietro le artiglierie pesanti e una buona parte del settore logistico dell'esercito. E qui gli austro-tedeschi, su input dei comandi tedeschi, commettono quello che forse fu il loro primo grande errore nella dinamica di Caporetto, che si ricorda poco. Però va detto perché fu determinante anche nella prospettiva della difesa italiana del Piave. I comandi tedeschi reputano che l'esercito italiano fosse in disfatta, cioè che non rispondesse più ai vincoli organici e che quindi il Regio Esercito Italiano fosse sull'orlo della rivoluzione, come o quantomeno dello sciopero militare, come era successo per i russi pochi mesi prima. E quindi una volta conquistato Udine, il generale von Below, sentito il suo superiore, il comando supremo Hindenburg e di concerto con le autorità militari austriache, decide di provare a vincere la guerra in quel momento contro l'Italia e quindi dispone ad alcune sue divisioni di attraversare il tagliamento, ad altre divisioni di puntare dalla zona centrale del Friuli verso la Tisana per tagliare la via della ritirata appunto alle truppe italiane che si stavano ripiegando dal Carso. Ora, questa scelta, col senno di poi, possiamo dire che fu un azzardo. Fu un azzardo perché i tedeschi e gli austro-ungarici non avevano truppe e materiali sufficienti per portare l'offensiva con successo oltre il tagliamento e con l'idea di vincere la guerra in una battaglia risolutiva da farsi sul Piave. Questo nonostante le centinaia di migliaia di prigionieri che l'esercito italiano stava perdendo. Consideriamo che nella battaglia di Caporetto, inclusa la ritirata, gli italiani perdono circa 300.000 prigionieri, oltre 300.000 sbandati, oltre 10.000 morti, quasi 30.000 feriti. Sono numeri assolutamente terribili sul piano umano, assolutamente significativi per l'epoca sul piano militare, ma che di per sé non significavano la distruzione dell'esercito italiano, significavano la distruzione di un quarto dell'esercito italiano. Ecco quindi che le truppe austro-ungariche e tedesche riescono ad attraversare il tagliamento, sul medio tagliamento, nonostante gli sforzi delle retroguardie che vi erano comandate. Riescono anche a catturare le divisioni che si ritiravano dalla Carnia, a cui allude peraltro il cimitero di guerra di Pradis di Clausetto che vediamo in questa immagine, ma non riescono ad evitare che l'esercito italiano si ritirasse fino al Piave e al Monte Grappa. Anche a Longarone la quarta armata italiana che si stava ritirando dal Cadore perde quasi 10.000 uomini in una battaglia che peraltro fece diventare famoso nuovamente il tenente Erwin Rommel, che però era la sua coda. In realtà questa armata riuscì a raggiungere il Grappa. Pertanto al 9 novembre del 1917 ciò che rimaneva dell'esercito italiano, che però, ripeto, erano i 3/4 dell'esercito, si stanno rischierando sulla linea del Piave e del Monte Grappa. E da lì in avanti avrebbero resistito inizialmente senza il diretto aiuto degli alleati, nel senso che alcune divisioni francesi ed inglesi erano giunte sul territorio italiano ma non erano entrate in prima linea nei combattimenti e sarebbero entrati con alcuni reparti a spizzico solo a partire dalle settimane successive, quando la nuova linea del Piave e del Monte Grappa in qualche maniera aveva dimostrato di riuscire a tenere. Cos'è successo, pertanto, durante la battaglia di Caporetto? Caporetto abbiamo visto che militarmente non fu una disfatta, fu una sconfitta recuperata con gravi perdite, con difficoltà, ma comunque recuperata dagli italiani. Fu anche un'operazione militare strategica di grandissimo azzardo, ma anche di grandissima intuizione da un punto di vista tedesco e austro-ungarico, nonché di grande preparazione anche logistica e delle truppe. Fu uno sciopero militare, fu un momento in cui gli italiani, l'esercito italiano, non resisterono temporaneamente perché si rifiutarono di combattere. Direi di no.
ancorché ci siano state alcuni episodi di minore resistenza da parte di taluni reparti, però bisogna anche vedere messi in quali condizioni e dopo quali sforzi. Come d'altro canto ci furono anche tutta una serie di errori decisionali dei comandi, nonché anche di errori, fra virgolette, di politica militare. Pensiamo al famigerato bollettino del 28 ottobre firmato dal generale Cadorna, in cui egli parzialmente riversa la colpa della sconfitta sulla mancata resistenza di alcuni reparti e quindi parzialmente sulle truppe. Cadorna probabilmente emise questo bollettino in buona fede, nel senso che lui veramente pensava che le cose fossero andate così, anche sulla base di ciò che gli era riferito in quel momento. Sicuramente sotto il piano morale e motivazionale e anche di politica militare fu un errore gravissimo che poi tra l'altro continuò a ingenerare la leggenda che gli italiani fossero dei non combattenti sostanzialmente. Ecco, in realtà Caporetto va senz'altro letta in una fisiologia militare della Prima Guerra Mondiale che dice altro. Dice, giusto appunto, di una battaglia che ha avuto il suo esito non molto diversa da quanto è accaduto a diversi altri eserciti, anche di nazioni più grandi di quello che era l'Italia dell'epoca, e che era piuttosto spiegabile analizzando le dinamiche storiche e militari di quell'evento. Un aspetto inoltre importante legato alla battaglia di Caporetto, che coinvolse, soprattutto nelle giornate della ritirata, ben inteso, praticamente tutto il territorio di quelle che erano le attuali province di Udine e di Pordenone, e che quindi venne combattuta fra i nostri paesi, è che ebbe degli influssi diretti sulla popolazione civile. Tant'è che la popolazione civile riceve le notizie dell'arrivo degli austro-ungarici e dei tedeschi, alla spicciolata vede le colonne in ritirata degli italiani, percepisce il panico, la situazione comunque di estrema gravità, e quindi si trova di fronte ad una scelta, spesso lasciata anche a se stessa, la popolazione civile, la scelta di rimanere e quindi in qualche maniera di rischiare l'occupazione di diciamo, un nemico che era stato dipinto in modo ancora più barbaro di quello che in realtà magari era, dipinto dalla propaganda evidentemente, o dall'altra parte di lasciare tutto e di fuggire verso l'interno dell'Italia, non si sa però verso quale destino individuale concreto, no? Consideriamo che furono circa 135.000 i profughi friulani censiti che nelle giornate di Caporetto lasciarono i nostri paesi e le nostre città per esodare all'interno dell'Italia. Inoltre ricordiamo anche che la battaglia di Caporetto porta ad un anno di occupazione, prima austro-germanica, poi solo austro-ungarica, del Friuli, in cui gli occupanti fondamentalmente requisirono tutto il requisibile. Ci furono centinaia, forse migliaia, di civili che morirono di fame durante l'occupazione austro-ungarica, proprio anche a causa di quella che era la situazione economica molto compromessa dell'impero austro-ungarico, che imponeva loro di requisire tutto, anche quello che serviva alla sopravvivenza della gente. Quindi, senz'altro, Caporetto fu una battaglia che è entrata in modo, mi tocca dire, sbagliato nella mitologia storica della nazione italiana, ma senz'altro è stato anche un evento bellico che ha inciso molto profondamente su quelle che è stata la vita, le caratteristiche dei friulani, ecco, se parliamo della nostra picciole patrie, come viene talvolta definita. Bene Marco, ti ringrazio per questa appassionante e serrata relazione, e adesso ti chiedo anche una cosa: siccome tra primavera ed estate faremo delle escursioni e ripercorreremo davvero i passi di Caporetto e tu sarai con noi, puoi dirci in qualche parola, insomma, con poche parole, dove ci porterai e cosa andremo a vedere? Certamente, dovendo scegliere alcuni itinerari su una gamma che potrebbero essere molti, la proposta ci porterà in una prima giornata
sulle orme di Erwin Rommel, quindi andremo a Forcella Cautana nel Pordenonese, dove appunto i soldati tedeschi, fra i quali militava, come abbiamo detto, col grado di tenente Erwin Rommel, incontrarono la resistenza del battaglione Alpini Susa, e dove Rommel nel suo memoriale scrisse: è il primo assalto della guerra che non mi riesce, quindi un punto particolare che andremo a rileggere nelle Prealpi Carniche, che tra l'altro è un territorio che certe volte sembra un po' lasciato un po' fuori dalla storia della prima guerra mondiale, ma che in realtà invece ha avuto delle vicende assolutamente rilevanti e ha dei siti importanti da conoscere. Poi andremo a Ragogna, sul monte di Ragogna, nel Medio Tagliamento, dove rievocheremo il sacrificio della Brigata Bologna, un'unità italiana che rimase accerchiata fra il tagliamento in piena con i ponti tagliati e l'avversario preponderante che li stava attaccando, e che riuscì a imporre una sosta fondamentalmente di 2 giorni e mezzo all'avanzata austro-germanica nel settore di maggiore pressione dello sfondamento in quel frangente dell'avanzata, per appunto il medio tagliamento. E poi andremo nella zona a cavallo fra il Gemonese e la Carnia, e segnatamente sul forte di Montefesta, un forte italiano prebellico, il più alto di quelli presenti sul territorio friulano, e quello fra i forti che ebbe la sua maggiore importanza durante le vicende della ritirata di Caporetto, perché diversamente da tante altre opere permanenti prebelliche non era stato disarmato, e quindi anzi venne ripresidiato proprio durante i giorni della ritirata, subì un assedio con tutta una vicenda, possiamo definirla avventurosa, sempre nella tragedia della guerra, da parte del suo comandante, il capitano Winderling, e del presidio del forte. 3 itinerari quindi di livello escursionistico, che oltre a portarci in delle zone di chiara rilevanza storica, ci portano anche a immergersi nei panorami prealpini della nostra regione di particolare bellezza. Bene, ringrazio ancora il dottor Marco Pascoli e vi saluto, e un arrivederci, a presto.